Benvenuti alla lezione numero 12 della sezione Ruoli e competenze. Allora, sempre a pagina 81 apriamo il nostro manuale. Dopo aver visto il numero 13, osserviamo invece il numero 14, molto simile. Si tratta sempre di un approccio diatonico superiore, ma stavolta ritmicamente c'è un movimento un po' diverso. Infatti, come potete osservare, abbiamo delle crome. E allora, in effetti, che cosa succede? Che dove prima, sul quarto movimento, abbiamo suonato una nota da un quarto come approccio diatonico superiore alla nota di ancoraggio successiva, stavolta sul quarto movimento inseriamo due note, due crome. La prima è di nuovo la nota della fondamentale del primo accordo e poi come seconda nota successiva è la nota di approccio all'accordo successivo. Quindi osserviamo il pentagramma, abbiamo l'accordo Do maggiore, con la destra è proprio segnato il secondo rivolto, poi abbiamo quindi alla sinistra una minima Do che dura 3 movimenti, e sul quarto movimento due crome. La prima è di nuovo il Do e poi la seconda è il Sol, che funge da approccio diatonico superiore al Fa della successiva battuta. Quindi con la mano destra abbiamo il Fa al primo rivolto. In ogni caso potete scegliere le posizioni che più vi rendano comodi, insomma tranquilli nel suonare, e vediamo ancora che cosa succede adesso. Osserviamo tra il Fa e il Re minore della terza battuta. Sul quarto movimento aggiungiamo di nuovo la prima croma Fa, che ripete l'accordo della battuta, poi c'è il Mi di approccio per il Re della seconda, Re stavolta al secondo rivolto, e vediamo l'approccio per il Sol maggiore. Quindi sul quarto movimento la croma Re, poi abbiamo il La come seconda croma e il Sol che va come nota di ancoraggio, e la stessa cosa, quarto movimento, prima croma Sol, seconda croma Re come approccio al Do maggiore. Proviamo a vedere adesso. E allora ricordiamo accordi, fissiamo prima gli accordi con le note di ancoraggio. Abbiamo Do maggiore, Fa maggiore, Re minore, che sul pentagramma in questo caso è segnato quello più grave, ma siete liberi di suonare quello che vi pare. Poi abbiamo Sol maggiore e quindi Do, o per ricominciare da capo o per concludere. Quindi andiamo a tempo inserendo le note di approccio. E allora anche in questo caso provate su accordi differenti, su giri diversi, magari con i precedenti, oppure, ripeto, anche delle canzoni che possono sembrarvi utili oppure comunque sullo stesso andamento di questi esercizi. Anche se la velocità è leggermente superiore o inferiore, la resa è la stessa. Anche per adesso non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito e darvi appuntamento alla prossima lezione, e quindi ancora buono studio e buona musica. Ciao!